Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora dobbiamo dirlo, per una volta hanno ragione i socialisti. No, vorremmo rassicurare gli ascoltatori. Non abbiamo, come dire, ceduto con un aperitivo particolarmente alcolico in redazione, ma nel gran guazzabuglio delle trattative a oltranza che stanno andando in scena a Bruxelles, stasera noi diciamo: ascoltate i socialisti, hanno ragione loro, la destra non può andare con i socialisti. Spieghiamo, è proprio diciamo dall'emiciclo sinistro dell'Europarlamento che arrivano chiare, nitide, inequivocabili le motivazioni per cui, al netto di tutti i machiavellismi che appassionano la bolla giornalistica, un partito, una coalizione, uno schieramento di destra, in qualunque senso, non può prestarsi a nessun caminetto, a nessuna commedia che comprenda i socialisti. E ce lo dicono i socialisti stessi, anzitutto con le parole della loro capodelegazione, la deputata spagnola Iratxe Garcia, che poco fa ha detto la seguente frase: il nostro sostegno alla prossima presidente della Commissione non è un assegno in bianco. Il candidato deve mostrare un chiaro impegno sulle nostre priorità. E politicamente non fa una grinza. Segue elenco delle priorità. Al primo posto l'impegno sociale e climatico. Al primo posto. Cioè l'impegno sociale ovviamente, come dire, continuare ad appesantire un welfare anacronistico e una burocrazia continentale che comprime lo spirito d'impresa, come già aveva capito la Thatcher quando veniva costruita l'Europa, e quindi in realtà comprime anche gli interessi dei lavoratori, ma soprattutto l'impegno climatico. Cioè la capodelegazione dei socialisti chiede espressamente il rinnovo del Green Deal così com'era prima che si votasse. Quindi non solo in barba ai popoli dei più importanti paesi europei che hanno rigettato il Green Deal, ma in barba anche a qualunque logica economica. Si vuole continuare con la turba ideologica della conversione forzata dell'economia del continente, della transizione imposta in modo dirigista e appunto socialista dagli uffici di Bruxelles. Ed è evidente che di fronte a un'agenda come questa, così coerentemente sviscerata, nessun conservatore, come dire, filologicamente fedele al suo nome può imbastire alcuna, come dire, sponda politica. E lo ha detto ancora più chiaramente Elly Schlein. Per una volta diamo ragione a Elly Schlein, brava Elly, che anche lei poco fa ha rilasciato, tra le altre cose, questa dichiarazione. No a qualsiasi tipo di alleanza con i CR di Giorgia Meloni e con i D di Le Pen e Salvini. Per noi non è quella la strada, non si possono fare alleanze con loro. Ha ragione Elly, brava Elly. E ne vale ovviamente anche l'inverso. Nessun conservatore, nessun sovranista, nessun liberale autentico, quindi non questi liberal convertiti al dirigismo continentale, ma nessuno che guardi gli interessi dell'economia reale, delle imprese reali, delle famiglie reali, delle persone reali, può imbastire un'alleanza con i socialisti. Questa è la barra molto semplice di queste ore. Ce lo dicono i socialisti stessi. Quindi noi speriamo che riesca un capolavoro tattico a Giorgia Meloni, per cui risposta anche, diciamo, tutto l'asse dei popolari verso destra. E in queste ore stanno arrivando segnali non banali, da Weber, da Tusk, che sembrano contraddire questa sindrome di Stoccolma dei popolari verso i socialisti. Ma se non riesce questo capolavoro, alla larga dal pastrocchio coi socialisti. Ce lo dicono i socialisti stessi e per una volta hanno ragione. Grazie a tutti, a domattina.
Avete ascoltato